Bentivegna, direttore dell'IRVO, Istituto Regionale Vino e Olio di Sicilia. L'IRVO è un ente importantissimo, non solo certifica il prodotto, ma lavora per la promozione, lavora per la ricerca e poi è stato a fianco di Enoettena, per cui Bentivegna volevo chiedere dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'IRVO, come sta vedendo crescere questo territorio. Prego. Buonasera a tutti, grazie Fabrizio, grazie signor Sindaco, un saluto a tutti. Porto io saluti chiaramente dell'IRVO, di tutto l'istituto, cominciare dal commissario e anche dall'assessore San Martino, il quale ci siamo sentiti poco fa, mi è potuto essere presente, quindi avrebbe con piacere voluto partecipare a questo incontro. L'IRVO quindi, come diceva Fabrizio, oltre a fare promozione che da quest'anno stiamo facendo non soltanto con i sistemi classici, cioè portare in fiera aziende, quindi fare conoscere queste nostre aziende viticole e olivicole, perché l'istituto è dell'olio ma è anche del vino. Le manifestazioni sia nazionali, sia regionali, ma anche internazionali, è stato di fare un ulteriore passo avanti, cioè far venire dei giornalisti, dei tour operator, delle persone interessate ai nostri territori e cercare di fargli vivere visita diretta effettivamente da dove viene prodotto e da chi lo produce, ma nel contempo gli facciamo fare un giro anche per rendere conto dove viene prodotto, quindi del territorio, delle bellezze naturali, delle bellezze paesaggistiche. E quest'anno abbiamo avuto un discreto successo perché abbiamo cominciato con questo tipo di attività che ci ha dato molte soddisfazioni, ulteriormente di ripetere queste manifestazioni anche nell'anno a venire. Tutto quindi fa anche attività, come diceva Fabrizio, di ricerca che Fantina, quindi facciamo tutte delle attività di microvinificazione, quindi proviamo diversi ceppi di lievito per vedere quale risponde meglio a quello che sono le caratteristiche che vogliamo tirare fuori dal vino. E questo viene svolto 12 mesi l'anno in collaborazioni con centri di ricerca o con università sia di Catania che di Palermo. La certificazione, perché l'istituto è ente di certificazione, quindi va a prendere questi campioni di vino, li analizza, li certifica e chiaramente poi consente, se hanno i requisiti di cui si parlava poco fa per l'olio ma anche per il vino, di poter far sì che questi vini vengano certificati e quindi si possono freggiare dei vari marchi della tipologia di vino per i quali viene fatta questa certificazione. A me piacerebbe ricordare anche un'ulteriore cosa. Santa Venerina è ricordata per i distillati. È vero? Leggevo che un ruolo importantissimo hanno avuto i distillatori, i maestri distillatori di Santa Venerina nel periodo del Covid, perché hanno tramutato le loro aziende per produrre dell'alcol che in quel frangente era di vitale importanza, e per questo li vorrei ringraziare, perché magari a volte grazie a Santa Venerina, fategli un applauso. Ce ne siamo scordati perché ormai è alle spalle, per fortuna comunque tutto sommato. Questo è motivo di orgoglio in più. Sì, grazie al direttore Bentivegna, grazie.